Cosa aspetti? Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Buongiorno amici carissimi, eccomi qua nuovamente, anche se oggi è il 1° novembre, quindi un giorno che dovremmo dedicare ai nostri cari, andare a fare le visite di dovere, ma noi li ricordiamo lo stesso, soprattutto li ricordiamo con la musica, questa meravigliosa compagna di vita. E a farci compagnia, a farmi compagnia, Giovanni Valotti, Giovanni Alessandro. L'ho fatto, scusate, l'emozione di avere a fianco una persona così importante. Guarda come è scritto grande anche. Capita. Giovanni Valotti, cornista, fondatore del Quintetto Fiati Orobie, membro del consiglio amministrativo della Fondazione Donizetti, aspetta che metto gli occhiali così non faccio più gaffe, direttore della rassegna Gran Paradiso e Parco del Ticino, nonché vari festival, e manager culturale con formazione Bocconi, Sole 24 Ore, Luis, Accademia Teatro alla Scala. Ho detto tutto? Sì, hai detto tutto. Buongiorno Sbagliando? a tutti. Sì, buongiorno Oretta. Allora, caro Giovanni, tu sei venuto da Bergamo. Oggi è una giornata abbastanza tranquilla per quanto riguarda le nostre strade. Sei venuto per raccontarci tantissime cose. Io non so se già abbiamo il logo sull'angolo del nostro video, il logo ecco, i due loghi. Allora, uno, vabbè, sei tu con il tuo quintetto, penso, di Fiati delle Orobie, e l'altro è il logo del Gran Paradiso, quindi cose di Sì. cui tu ti occupi. Partiamo dal cornista, perché è la tua professione principale, quella che diciamo da anni coltivi in tutti i sensi, e quindi com'è nato questa passione, la scelta di questo strumento musicale? È nata quando ero molto piccolo, quando ero nella scuola elementare, che c'erano le giornate con le bande locali all'interno delle scuole elementari. E mi ricordo che c'era questo strumento bello, molto grande, che era lì nascosto da solo e aveva bisogno di un amico che potesse essere accolto e anche portato a casa. E mi ricordo che il primo approccio è stato: "Bah, proviamo questo strumento molto particolare". Ho iniziato a studiare tranquillamente nella banda di paese, quindi mi piace anche ricordare che io provengo dalla Valle Seriana, da un paese dal paese di Cene, e pian pianino ho iniziato a spernacchiare, si può dire così, lo strumento a casa, creando un po' di casini perché dicevano tutti: "Ma cosa fa questo qua? Inizia a suonare uno strumento, ma non gioca più a calcio, non studia più". No, lo studio c'è sempre stato, anche nella scuola media e scuola superiore, e ho iniziato a suonare in banda in prima media con vari amici, e pian pianino abbiamo iniziato a fare tutte le varie funzioni. Mi ricordo ancora la mia prima funzione con la banda è stata il Venerdì Santo, che è stata la prima vera funzione dove tutti iniziano a entrare così, in modo molto semplice, tutto al buio, dovevi suonare le prime note, quindi potevano esserci i primi errori, e la cosa bella è che la banda ti insegna il rispetto tra le varie generazioni, perché trovavi la generazione degli adulti, la generazione dei grandi, dei pensionati settantenni, ottantenni, e i Eh, ragazzi giovani. Ed beh, era la prima scuola, era così. è E pian vero. pianino ho iniziato. E poi cosa hai fatto? Hai capito che il corno era uno strumento che ti sarebbe piaciuto e sei entrato in conservatorio? Sì, sono entrato in conservatorio in quarta superiore. Ah, da grande quasi Da ormai. grande, ero già vecchietto, potremmo dire. Grazie al mio insegnante d'allora, che ricordo tutti i giorni, che è sia Oscar Gelmi, che mi aveva aiutato per perfezionarmi nel corno, che il miei attuali insegnante, quello che chiamo sempre attuale perché lo ringrazio alla vita, che è Massimo Capelli, che mi ha preso sotto la sua ala, mi ha portato nell'allora Istituto Musicale Pareggiato Gaetano Donizetti in via Arena, in Città Alta, e da lì ho iniziato a studiare in modo diretto, anche con serietà e anche con severità del docente, e scendevo dalla valle con l'ape del nonno quando pioveva, e arrivavo a Bergamo, mangiavo il panino
in conservatorio, perché io studiavo a Crusone, quindi la mattina partivo alle 7 da casa per andare col pullman a fare il geometra a 20 chilometri verso la montagna, rientravo, non avevo neanche tempo di salutare mia mamma, ma c'era già il corno pronto sull'ape legato dal nonno e partivo per Bergamo. Ma pensa, guarda, vedi quando c'è proprio la passione innata, che cosa ti porta a fare. Senti, noi però nei nostri brani musicali troviamo, tu come cornista, sì, troviamo, perché alterniamo le chiacchiere con l'ascolto musicale. Cosa troviamo nelle scalette che tu ci hai portato, le scalette musicali, tanto per invitare i nostri ascoltatori a seguire bene il racconto anche di Giovanni Valotti, che sarà interessantissimo perché ha tante cose da raccontarci, tante esperienze, tante professioni anche. E quindi vogliamo fare già un piccolo ascolto musicale? Sì, il primo ascolto musicale a cui ci tengo tanto è un progetto che ho partecipato alcuni anni fa con la pianista Monique Ciola del Trentino Alto Adige, con un collega di Bergamo, Oscar Locatelli, e 2 colleghe ancora trentine, che è Roberta Gottardi, la più grande clarinettista del mondo contemporaneo, della musica contemporanea, e Elisa Metus. Abbiamo inciso un CD di musiche di compositrici donne, Ah beh, esistenti e viventi. giusto, bello, giusto dare risalto anche alle donne compositrici, che sono sempre di più, per dir la Molto. verità, di più anche le donne direttrici, quindi è uno spazio che non è più esclusivamente maschile, ma per fortuna largo alle donne. Però se si va indietro nel tempo troviamo anche delle grandi compositrici, da Clara Schumann, tanto per farne l'esempio di una grandissima pianista e compositrice. Va bene, non andiamo troppo indietro, andiamo al presente con questo tuo brano e intanto rinnoviamo il benvenuto da Brescia a Giovanni Valotti, cornista.
e Rosalia sfuma delicatamente su questo bellissimo brano, molto bravo, no, molto bello, molto piacevole, di questa compositrice australiana, mi dicevi. Sì, Howell, che è stato uno dei primi pezzi che sono arrivati in questa Call of Scores creata dall'Ensemble Chaminade all'interno di questo progetto dedicato alle donne compositrici. Bene, dedicheremo una trasmissione proprio alle donne compositrici. Mi metterai in contatto con una compositrice, diciamo, abbastanza raggiungibile, non così lontana come questa musicista australiana, e dedicheremo loro perché veramente merita, ma io l'ho già fatta una trasmissione, più trasmissioni dedicate alle donne compositrici. Senti, ti chiedo scusa Alessandro, che ti ho chiamato 2 volte Giovanni, non so, mi suonava bene Giovanni. Ti chiedo scusa, tu poi me l'hai scritto bello in grande qui davanti agli occhi, adesso non, ma tu mi devi correggere perché io i nomi li storpio sempre, No, ma da la cosa, sempre. la cosa divertente è che io vengo da Bergamo. Mi ha detto vieni da Brescia e ho fatto no, sono già talentino. Mi dici da Brescia, però la cosa divertente, che vediamo poi anche sullo scherzo, ho studiato a Brescia anche, perché il biennio di corno, quando sono rientrato dall'estero da Zurigo, l'ho fatto ad Arfo Boario Terme, quindi provincia di Brescia, quindi Quindi c'entrava qualcosa a Brescia con me. tutto sommato non ho fatto delle grosse gaffe. Allora, ricordiamo che in studio Alessandro Valotti, cornista, fondatore del quintetto Fiati Orobie. Come va questo quintetto? Chi sono intanto i membri del quintetto? Bene, i componenti del quintetto sono innanzitutto 5, sono colleghi che siamo amici prima di tutto nella vita e poi nell'arte, potremmo definire così. Abbiamo Oscar Locatelli al fagotto, che è anche protagonista dell'ultima composizione che abbiamo ascoltato adesso di Howell. Poi abbiamo Marino Bedetti, che è il docente di conservatorio di Bologna, Fabio Ghidotti al clarinetto e Michela Podera al flauto. Molto bravi, molto, molto ben affiatati, bello. E lavorate molto come quintetto? Molto, Sì, molto, molto. Vi Molte volte diciamo ci vediamo di più fra di noi che con le nostre famiglie. questo non lo metto in dubbio per un musicista. E come Fiati Orobie vi allargate, andate fate tournée, viaggiate, portate la vostra musica e il vostro nome soprattutto, Orobie, in modo che portate anche un po' di geografia. Sì, no, c'è stato una bella diatriba nel 2005 quando è nato il quintetto, perché ci potevamo chiamare come un Quadro, un Kandinsky o anche Donizetti, così. Ma veniamo tutti da Bergamo, dalla provincia di Bergamo, e ci accomunava anche la passione della montagna. Quindi abbiamo detto: perché non portare in giro il nome del nostro territorio in giro per l'Italia e nell'Europa? Perché abbiamo fatto tournée all'estero, anche tournée in Italia, anche concorsi. Quindi vedere quando arrivavamo nei concorsi Wood Quintet o Robie era bellissimo, o anche Blaser Quintet. E quindi ho detto: guarda, siamo ancora nella nostra terra. È vero, è vero, è vero. Portavate un po' della nostalgia di casa vostra in giro per il mondo. Senti, parlerei dopo del consiglio, perché sei anche membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Donizetti, per farti presentare questa rassegna Gran Paradiso, perché tu sei anche direttore di questa rassegna. Cos'è? Una rassegna che ti sei inventato tu, perché veramente sei un personaggio, posso dirlo così, in senso, con tutto il rispetto, estremamente poliedrico. È nata da una richiesta che da un paio di anni mi era arrivata da alcune persone, di creare un progetto anche sul territorio del Piemonte e della Val d'Aosta. Io avevo già creato 2 grossi progetti in provincia di Bergamo, in Lombardia, e quando sono stato chiamato dall'attuale presidente del Parco del Gran Paradiso, Mauro D'Urbano, e dall'ex direttore, il dottor Bruno Bassano, mi hanno contattato per creare un progetto atipico, un progetto dove c'è sia cultura musicale ma anche divulgazione scientifica. È un primo progetto ufficiale che è nato in Italia da un parco, dove ogni concerto è un posto dove si può diffondere le tematiche scientifiche che un parco porta avanti all'interno dei suoi uffici. Quindi si trovava il concerto di 45 minuti di musica classica, come col quartetto dei violoncelli della Teatro La Scala, ma prima 15 minuti di divulgazione scientifica a Paradisia, faccio un esempio, a Cogne, del problema dei fiori, del problema anche del cambiamento climatico, cose che la gente di solito non sa ad un concerto. E quindi c'è la divulgazione.
Molto bello. Infatti qui la visione del progetto dice che ogni concerto è preceduto da un intervento a cura degli esperti del parco che introducono, come dicevi tu, temi quali il ritorno del lupo, il ruolo dell'acqua, le tradizioni, le stelle come guida, le frequenze naturali, il mondo delle piante, il volo degli uccelli. In questo modo l'esperienza artistica diventa proprio un'occasione di divulgazione scientifica e di educazione ambientale della quale ne abbiamo veramente tanto bisogno. Molto interessante. Il pubblico come partecipa a questo festival con questo preceduto, da questa, diciamo, conferenza, chiamiamola conferenza Il anche. pubblico è stato molto numeroso a tutti gli eventi, che mi piace ricordarlo, erano tutti ingresso gratuito, prima di tutto. Eh beh, E abbiamo avuto sia pubblico giovane, quindi bambini, che venivano per sentire, esempio, il Pirino e il Lupo è stata una delle parti fondamentali a Ceresole Reale, con l'attore Oreste Castagna, famoso per tutti noi perché è uno degli attori di Rai Gulp, d'eccellenza, o se no a venire a sentire anche un concerto jazz col duo Tino Tracanna e Francesco Dauria presso il centro delle Lontre a Roveno in Val d'Aosta. Quindi ci sono stati vari concerti che sono stati anche decisi in base anche al luogo. C'è stato anche questo progetto nel Chaminade all'interno della chiesa di Hemaville, il concerto all'interno del Castello di Entrò con l'opera lirica, ma c'è stata anche musica e disegno artistico, perché abbiamo avuto ospite il famoso illustratore Fabio Vettori, di origine trentina, che ha composto una cartolina dedicata al progetto, ma anche ha disegnato sopra l'opera lirica italiana, ed è stato un concerto fantastico. interessantissimo. Il concerto parte da giugno a settembre? Sì, è stato da giugno a settembre. Abbiamo iniziato ad Aosta e abbiamo concluso idealmente presso il luogo di tutti i piemontesi, che è il grattacielo della regione Piemonte, all'ultimo piano. Bello, veramente un appuntamento che merita di essere almeno uno dei 15 concerti seguiti da ognuno di noi a turno. Senti, abbiamo messo anche il logo che avete fatto qui sull'angolo del nostro schermo, spesso penso che gli ascoltatori lo vedano, musica, del Gran Paradiso, molto carino, un pentagramma con queste note che volano, poi ci sono queste, puoi descriverlo tu? Chi avrebbe ideato questo L'ha logo? ideato Marcella Tortarelli, che è la grafica del parco del Gran Paradiso, che è una dipendente interna, perché ho chiesto al parco di utilizzare delle figure interne al parco, senza Giusto, chiamare persone esterne. certo. Quindi mi piace sempre ricordare Marcella, ma anche Andrea Vigilio come ufficio stampa e tutto il personale scientifico del parco che si è reso partecipe di questo progetto, perché dei 15 appuntamenti hanno parlato 15 scienziati del parco che hanno 15. divulgato il loro lavoro quotidiano. Interessantissimo. Non avete registrato nulla di queste conferenze? Quest'anno no, per il prossimo anno c'è in Ci mente di far penserete. qualcosa perché la gente ce l'ha chiesto, la gente ci ha chiesto Sì, anche dei perché podcast di è questa giusto parte. infatti. Senti, prima di passare poi al Teatro Donizetti, ricordiamo anche che sei, direttore della rassegna Parco del Ticino. Sì, è stato dopo il successo del Parco Gran Paradiso, è stato bellissimo perché sono stato chiamato dal Parco regionale del Ticino per creare la stessa rassegna sul nostro territorio lombardo. Quando ero in Piemonte, in Val d'Aosta, dicevo sempre: "Sono un serenissimo che è venuto qui agli estremi dell'impero a portare un po' di particolarità", perché mi piace ricordare anche questo: se avessero scelto un piemontese, ai valdostani non andava bene, o un valdostano ai piemontesi non andava, hanno E scelto un bergamasco. quindi nulla da dire col bergamasco. E la cosa importante è stata che il 29 di giugno a Cogne era presente il direttore del Parco del Ticino, il dottore Ismaele Rognoni, e il direttore del parco, il dottor Claudio De Paula. Hanno visto questo progetto Progetto. molto interessante, parlando poi, come capita 99% dei casi, davanti a un caffè col presidente del parco del Gran Paradiso e il direttore del parco, ho detto: "Perché non portarlo anche nel Parco del Ticino?" Ho accettato questa sfida e domani si concluderà la prima rassegna Notte in Natura del Parco del Ticino, che fino ad oggi ha avuto un grande successo di pubblico, ma pubblico che prima di questa iniziativa non si è mai visto attento alle varie tematiche che il Parco del Ticino porta avanti.
Bene, allora dimmi dove sarà questo appuntamento domani, mi pare che tu mi abbia detto alle ore 18. Alle ore Alle ore 16:30 16:30 meglio ancora presso perché viene l'abbazia di Morimondo Abbazia di con Morimondo, sì. il concerto del Trio D'Amello, un trio dove è presente un oboe, un clarinetto e un violoncello. Tutti strumenti bellissimi e tu sarai a supervisionare il concerto. Sì, sarò a supervisionare e sarò anche a ringraziare tutto il pubblico e tutti i musicisti che hanno aderito a questo progetto. Bellissimo, bravo, complimenti. Senti, a questo punto mettiamo ancora uno stacco musicale. Siccome fra poco parleremo della Fondazione Teatro Donizetti, io passerei a qualche cosa che, si leghi a Donizetti. Ah, va bene, perché io ho Eh? preparato un Ma altro audio. io sai qui si va a Va bene, ruota libera, eh. chiedo alla regia se fosse possibile di ascoltare Adelia di Gaetano Donizetti, che è un progetto che abbiamo inciso col quintetto di Fiat Robbie qualche anno fa, in un progetto ideato col critico musicale dell'Eco di Bergamo, Bernardino Zappa. E Adelia è una delle grandi opere che pochi conoscono, il nome ufficiale sarebbe Adelia, la figlia dell'arciere, dove la prima Adelia era Giuseppina Strepponi, la seconda moglie di Giuseppe Verdi. Bene, allora sentiamo questo brano Adelia e poi torniamo naturalmente a dialogare col maestro Alessandro Valotti.
Molto, molto, molto piacevole questa ouverture da Adelia, questa opera di Gaetano Donizetti, poco conosciuta, oserei dire sconosciuta. Sì, molto sconosciuta, ma mo mi piacerebbe dire una cosa, che questo CD l'avevamo registrato con il vecchio organico dell'ensemble, che è rimasto soltanto Oscar Locatelli, che poi come capita spesso nei gruppi, c'è gente ci che si esce, gente va. svuota, E mi è piace vero. ricordare perché sono ancora Hai fatto bene. carissimi amici, che era Valentina Noris al flauto, Davide Bresciani che sarà protagonista domani al concerto Morimondo all'oboe e Santo Manenti al clarinetto. Quindi mi piace Bene, salutare anche loro. veramente molto bravi. E in questo CD mi dicevi che, ma poi ne sentiremo delle altre, che comprende tutte brani sconosciuti di Gaetano Donizetti. Sconosciuti e conosciuti, che hanno una linea tematica, la follia che Gaetano Donizetti ha messo in musica. Ecco, molto, molto interessante. A questo punto stop, perché diamo un attimo la linea alla regia e ci risentiamo subito, immediatamente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Convincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. E torniamo in diretta, carissimi amici di Radio Libertà, con il nostro graditissimo ospite Alessandro Valotti, che è venuto da Bergamo. Stavo per dire Brescia un'altra volta. Poi magari c'è competizione fra Bergamo e Brescia. No? Piccolina competizione. Però mi piace scherzare, noi siamo ancora in Champions, loro prima o poi saliranno in Serie A dopo un po' di anni. Ah sì, quindi un po' di sport intendi anche, ti interessa un po' lo sport?
Vado ogni tanto vado quando riesco, mi concedono le piccole, permesso. vado allo stadio, però non sono un tipo da curva, sono un tipo da tribuna che si siede, vuol vedere il calcio, queste Giusto, cose. giusto, giusto. Allora, il nostro ospite è cornista in varie orchestre. Io gli avevo detto: "Porta il corno, così lo presentiamo ai nostri amici", e lui invece dice: "No, lo lascio tranquillamente in casa, non mi fido." No, è a farsi in questo momento è a fare un Un res un un restauro. non un restauro, il tagliando, Stai il tagliando. tagliando. In momenti. Senti, io vorrei mandare, un momento 2 locandine, una che riguarda te, il concerto di domani, una invece è un concerto di oggi, il flauto e l'anima, vediamo se, Rosalia, anche vedi che l'accento lo sbaglio. No, questo immediatamente dopo. Questo immediatamente dopo, prima mandiamo il flauto e l'anima, perché, si tratta di un concerto di oggi pomeriggio. L'altro arriva, ho capito. E intanto lo presento sabato, 1° novembre alle ore 19, quindi per chi ci ascolta sempre dalla mia città, Pavia, nella chiesa di Santa Maria in Betlemme, in Borgo Ticino. Oltretutto Pavia è ricca di bellissime chiese. Non so se conosci Pavia, io faccio sempre una grande pubblicità alla mia città d'adozione, comunque veramente una piccola bellissima città. Recital per solo flauto con Elena Cecconi, musiche di Gluck, Telemann, Bach, Kuhlau, Mercadante e letture di poesia della stessa autrice di Elena Cecconi. Quindi sabato 1° novembre, chiesa di Santa Maria in Betlemme, in Borgo Ticino. Bene, adesso passiamo invece al tuo concerto, quello di domani, con la locandina che ecco ricomparsa. Se vuoi parlarne tu di questo concerto piccolo, perché è scritto molto piccolino, anche qui Piccoli una bella giganti, alla piccoli scoperta degli alberi e degli arbusti. Il del titolo è molto particolare perché, come ho anticipato prima, prima del concerto del Trio d'Amelio ci sarà una divulgazione scientifica da parte del direttore del Parco del Ticino, il dottor Claudio De Paola, sul grande significato che hanno gli alberi all'interno del parco. E l'ultimo evento di questa prima rassegna si terrà presso l'abbazia di Morimondo, quindi una delle grandi abbazie circensi è vero, della stupenda. nostra Lombardia. Quindi domani 2 novembre, abbazia di Morimondo, a Morimondo, piccoli giganti alla scoperta di alberi e arbusti. Oltretutto l'orario è comodissimo, 16:30, si può fare un buon pranzo e venire Prima c'è la possibilità di fare anche la visita guidata e la visita all'interno guidata. dell'abbazia, e sarà protagonista il Trio d'Amello, a cui ci tengo tanto perché hanno già suonato la scorsa estate, scusatemi, a Villeneuve in Val d'Aosta, e il programma è molto interessante perché sono tutte trascrizioni d'opera trascritte per trio, ed è un Che trio bello. atipico perché di solito il trio ad ance è oboe, clarinetto, fagotto. Qui, a posto di Invece avere un terzo strumento a fiato, abbiamo il che il violoncello, violoncello. che Beh, è uno strumento che amalgama anche il gruppo. è vero, è vero. Uno strumento poi ad archi così si lega bene con gli strumenti a fiato. Benissimo. Allora caro, Alessandro, stavo ricadendo. Del Gran Paradiso ne abbiamo parlato, adesso possiamo parlare un attimo del teatro, anzi no, vorrei tornare a quel CD che, avevamo inserito in scaletta, che comprende questi brani un po' particolari, sono brani delle, compositrici donne o sbaglio? Sì, sono Ecco, compositrici donne. È stato registrato nel 2018, quindi abbastanza recente nell'insieme. è stato registrato a Dobbiaco, Ah, è montagna, in montagna, in Alto perché Adige. in Alto Adige è stata un'esperienza bellissima perché, per un weekend siamo stati nella Sala Mahler di Dobbiaco a registrarlo. Son tutte composizioni di donne compositrici in vita e in prima esecuzione assoluta. E c'è anche la presenza della decana delle compositrici italiane, che è Teresa Procaccini. Sì, famosissima Teresa E Procaccini, Teresa certo. Procaccini è salita a Dobbiaco per spiegarci come voleva la sua Anche perché non esibizione. è giovanissima Non è Teresa giovanissima, Procaccini. e tutte le volte che è potuta venire nei nostri concerti ha trasmesso una grande emozione, Immagino. e anche ha trasmesso la sua schiettezza romana nel raccontarci che cosa voleva. E successivamente ha sottoscritto e regalato varie partiture, anche scritte per lui,
per corno solo o anche per corno e pianoforte. E avevamo anche la presenza di Laura Pettigrew, la compositrice canadese, che è venuta sia a Bergamo per il secondo concerto ufficiale del CD, ma anche alla prima esecuzione ufficiale, che è stata l'8 marzo del 2019. Mi piace ricordarlo perché è stato presentato l'8 marzo, quindi il giorno della donna, la festa della donna. È stato bellissimo perché è stato fatto questo convegno a Trento presso, non mi ricordo la sala perché chiedo scusa, non mi sono segnata, e furono presenti sia in presenza ma anche in collegamento da remoto tutte le compositrici del ma pezzo. Che cosa bella veramente in tutti i sensi. Allora andiamo con il brano sempre, questo è della Procaccini? No, ho scelto della canadese Laura Pettigrew, un pezzo che si ispira al volo delle aquile, Soaring, e l'ha dedicato proprio al quintetto Chaminade. Più trasmissione in diretta di così non potrebbe essere, No. Perché Natalia è diventata Rosalia, il nostro Alessandro è diventato Giovanni. Devo chiedere a mia mamma, perché se nei nomi ipotetici di quando sono nato poteva essere, io sapevo che uno dei nomi ipotetici era Filippo. Era lì in pole position. Magari non mi sarei sbagliata, per quanto quando sbagliano il mio nome io mi secco, quindi figuratevi voi che addirittura non solo ho storpiato il nome, ma a me storpiano il cognome, Valotti, Vallottia, Vallotti, Vallotti, così, però fa nessun problema. Sei abituato. Allora abbiamo rimesso a posto la nostra tecnica bravissima, Natalia, giusto, e carissimo Alessandro, cornista, fondatore del Quintetto Fiati di Orobie, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Donizetti. Che cosa ti impegna, che cosa ti comporta essere membro del consiglio di amministrazione del Teatro Donizetti? Molte cose. Prima di tutto mi piace ricordarlo che sono stato nominato nel 2020, il 14 febbraio 2020, giorno di San Valentino, e mi ricorderò sempre che ero passato a salutare mio padre
dicendo a mio padre: "Papà, mi hanno appena nominato in Fondazione Tato Donizetti come consigliere di amministrazione". Silenzio, proprio 30 secondi di silenzio senza nessuna parola, alza la testa, mi fa il bravo. Ho fatto: "Iniziamo bene", Come per dire troppo. e mi piace sempre Ricordarlo. Senti, ma, ti impegna abbastanza questo ruolo? Sì, Sì, eh? abbastanza, perché quando le cose vogliono essere fatte bene bisogna prima di tutto studiare, bisogna documentarsi, bisogna ascoltare le persone e mettersi nei panni delle persone esterne all'ente. Io sono un tecnico che, nel 2020 ero un semplice musicista, anche una dei tanti, musicisti che non hanno finito neanche l'università tra i vari impegni, perché quando ho studiato lo strumento sono andato all'estero a studiare ed ero iscritto anche a ingegneria e non l'ho terminato, è stato uno dei miei più grandi crucci. Ma puoi sempre recuperare, eh? S Questo qua è una di quelle promesse, Ecco, però nello bravo. stesso tempo cosa ho deciso di fare? Ho deciso di fare delle master di perfezionamento, nel campo del management, quindi ho fatto l'MBA in Bocconi, ho fatto un master in LUISS, ho fatto il master in alla Sole 24 Ore Business School, alla Unicusano con la LUISS insieme, e adesso sto facendo il master executive in Accademia del Teatro alla Scala, che ogni giorno mi porta qualcosa, un grammo di sabbia da mettere in cascina, qualcosa, una nuova cultura, una nuova apertura mentale che serve molte volte per chi fa il nostro lavoro, perché molte volte Beh, pensiamo che il nostro orticello sia il migliore. Vedendo fuori possiamo è imparare anche vero. dagli altri. Hai ragione, hai perfettamente ragione. Poi tutte queste esperienze in vari settori non è che un arricchimento anche proprio per te stesso. Senti un'altra cosa, dicevi che sei manager culturale, hai detto poi appena adesso, con formazione a Bocconi, Sole 24 Ore, LUISS, Accademia Teatro alla Scala. Mi dici in 2 parole esattamente che cosa consiste? Che forse non si può, in 2 Consiste parole non si può. Prima di tutto mi occupo anche di creare dei progetti culturali per le amministrazioni pubbliche e anche per spiegare ai teatri, spiegare anche ai piccole associazioni come funziona la comunicazione, come funziona anche il marketing sul settore dello spettacolo, ma anche anche creare, la situazione per partecipare ai bandi, perché molte associazioni Eh, si impegnano tanto, ma non è vero, riescono non a conoscono. impegnarsi. Ultimamente mi sto impegnando anche in questo, perché dal mio punto di vista l'unione fa la forza. Dobbiamo iniziare a parlarci di più, e parlo anche da buon bergamasco, perché Bergamo ha un Siet grande bacino musicale e culturale, però, c'è sempre un po' di guerra fra bande, come dico io, fra i musicisti. A me piacerebbe vedere i musicisti che possono lavorare insieme per creare un futuro migliore per tutti loro. E quando tu prima mi hai chiesto: "Che cosa fai in Teatro Donizetti?", io cerco di portare un futuro migliore per le mie figlie, che sono tutte e 2 musiciste piccoline in erba, perché una a violino, l'altra è passata dal violino al pianoforte. Mi piacerebbe che potessero anche loro, fra molti anni, entrare per la prima volta in buca del Teatro Donizetti a fare un loro concerto, come papà aveva fatto questo stesso concerto nell'allora 2001. Bello, un bellissimo, diciamo, desiderio per le tue figlie che, visto che sono già così brave nello studio, senz'altro proseguiranno, avranno una carriera di soddisfazione. Senti una cosa, che cosa vogliamo far sentire adesso? Ritorniamo a Donizetti con queste bellissime cosa dici? Io ritornerei a Donizetti. Anch'io. Con con un'aria molto particolare che è tratta dall'opera Pazzi per un progetto. Prima di tutto mi piacerebbe anche ricordare che tutte queste arie so state trascritte per noi appositamente, e la Adelia è stata trascritta da un carissimo amico trombonista. L'aria che adesso ascolteremo è stata scritta da Luca Faccanoni, che è docente di composizione adesso presso il liceo musicale di Darfo Boario Terme, quello di Breno, e c'ha scritto quest'aria che era un manoscritto, perché quest'aria non c'era nessuna partitura canto e piano e nessuno spartito. L'abbiamo trovata a Napoli e sono contento che i radioascoltatori possano ascoltarla, perché era anche la mia preferita, in cui c'è anche un famoso solo di oboe all'interno, che lo esegue un carissimo amico che è Davide Bresciani, che è stato anche il mio testimone di nozze.
Ecco, è sfumato anche in questo caso, molto piacevole, molto bello, questo è molto veramente una bellissima idea quella di, recuperare queste arie, un po' scomparse di Gaetano Donizetti, dove a Napoli oltretutto c'è vissuto molti, molti anni 7 Donizetti, anni. 7 anni, ecco. Senti, abbiamo forse una chiamata in linea, la mandiamo in diretta. Pronto? Buongiorno, sono Francesca e chiamo da Piacenza. Volevo fare i complimenti al maestro perché raramente mi è capitato di ascoltare un musicista che abbia così tanti interessi allargati anche in settori completamente diversi, e credo che questo non possa che fare bene a lui e a tutti quelli che gli sono vicino. Complimenti davvero, grazie. Grazie di cuore. È vero, non posso che sottolineare, infatti c'è da andare in confusione a presentare il maestro Alessandro Valotti. O se no, come ha fatto mia figlia maggiore nel tema che si fa in quinta elementare. Cosa fa il papà? Risposta: tante cose. Giusto. È stata la cosa più bella perché quando mi dicono: "Ma che cosa fai?" Inizio a fare la scaletta. Poi dico: "Ma hai tempo libero?" Che lavoro. No, il tempo libero c'è. Come ne parlavamo prima nel fuori onda. La cucina mi piace Bravo. anche guardarmi qualche film in Netflix in Giusto. relax sul divano, e poi da buon bergamasco ogni tanto mi concedo di andare allo stadio a vedere la partita, perché è il mio momento di svago totale, da solo. Certo, da solo. E la vostra polenta e uccelli? Ma io sono come mi Vegetariano. definiscono, i miei parenti, la mia famiglia, uno schizzinoso a mangiare. Ah sì? Mangio poco, mangio tanti dolci, lo dico, lo ammetto, ma sto migliorando. Mi piace il mangiare fatto in casa della mia famiglia, anche di mia mamma, che la voglio salutare, e l'altra cosa, mi piace mangiare cose semplici, non sono da cose molto grosse. Ma la polenta è un tipico, piatto bergamasco che ci vuole sempre. No, la polenta Non è ingrassa, sai, non è ingrassa la un'arte, polenta. come dico. Eh sì, Come per certo. voi il riso a Pavia. È vero, è vero. La cosa che non son capace è il riso da Va cucinare. bene, Verrò te a lo scuola. te lo farò io un buon risottino. Senti, allora vediamo un po' non abbiamo dimenticato qualche cosa secondo te? Ma, Allora abbiam parlato del festival Musica del Gran Paradiso, Radici e Risonanze. Bellissima questa iniziativa che è arrivata alla prima edizione, quindi è già in preparazione la seconda sì, naturalmente. è già in È già. preparazione. È già in preparazione la seconda edizione, si sta anche allargando a vari altri parchi, non posso annunciare quest'oggi perché siamo in trattativa. Posso soltanto dire che la gente lo sta aspettando. E oggi una carissima amica che voglio salutare dalla radio mi ha mandato un bellissimo articolo, un articolo in cui si enuncia che il turismo in Valle d'Aosta è aumentato
è aumentato anche il turismo sul Gran Paradiso durante le manifestazioni di musica nel Gran Paradiso. Questo è motivo d'orgoglio, ma non è merito mio. Il merito è prima di tutto del presidente Mauro D'Urbano, dell'ex direttore Bruno Bassano e dell'attuale direttrice che è Sonia Calderola, che hanno chiesto al sottoscritto di fare questo progetto. E io ci ho messo di tutta la mia anima, tutta la mia passione, perché quando una cosa viene fatta senza passione, la cosa non decolla. Io ho visto questa la vera grande differenza. E allora, se permetti, voglio citare, così, è una cosa che riguarda un'altra regione. Qui siamo in Piemonte, invece ci spostiamo in Lombardia, dove c'è il Festival della Valtellina, che è arrivata alla 15ª edizione. È un festival che è quello itinerante, che gira tutta la Valtellina, promossa dai fratelli Parrino, Stefano e Francesco, e quindi onore veramente a voi musicisti che divulgate anche queste valli, questi paesi meno conosciuti, portando la musica in posti anche un po' remoti, e quindi divulgando musica, cultura, riposo, serenità, eccetera, eccetera, tutto quello che accompagna la musica e lo star bene. Senti, carissimo Alessandro, allora siamo arrivati agli ultimi minuti, con cosa vogliamo concludere musicalmente? Io musicalmente farei un lancio per pochi minuti, prima dei saluti, col Furioso dall'isola di Santo Domingo, un'opera di Gaetano Donizetti che in questi giorni viene preparata per il nuovo Donizetti Opera di quest'anno. Settimana prossima verrà inaugurata la nuova stagione con la nuova direzione artistica e musicale di Riccardo Frizza, e verranno eseguite 3 opere. Caterina Cornaro all'inaugurazione venerdì, sabato ci sarà La Rita e il Campanello diretta da una bacchetta giovane, e domenica ci sarà il Furioso all'isola di Santo Domingo, che mi piace ricordare è stata una anche delle opere che avevo suonato alcuni anni fa sia al Teatro di Bergamo che anche con l'orchestra giovanile Luigi Cherubini, che era diretta da Riccardo Muti, che ho avuto il piacere di entrare a farne parte. Ah, bravo, complimenti, perché è molto selettivo lui nella scelta dei ragazzi da inserire nella sua orchestra. Bravo. Il tempo è tiranno, quindi la nostra Natalia ci sfuma e ci avviciniamo ai saluti, caro Alessandro, ringraziandoti tantissimo per la tua partecipazione così dotta, così prestigiosa, così piacevole. Di altri aggettivi adesso non me ne vengono in mente, questi bastano. Senti, grazie di cuore. Davvero, io domani, se riesco, verrò volentieri a Morimondo a sentire, a risalutarti, sarà un bellissimo pomeriggio musicale. Quindi ci lasciamo intanto con un grande ringraziamento a Natalia. Ci lasciamo con che cosa? Con forse la più importante di Gaetano Donizetti, tratta dalla Lucia di Lammermoor, Ardor gli incensi. Ed il mio saluto a tutti voi a casa. Vi aspetto ai prossimi eventi che organizzerò e che suonerò
che mi piace guardare questo, e vi aspetto tutti a Bergamo, anche te Oretta, per sentire una grande opera donizettiana. E faccio una battuta, non mi è servita la clessidra. Sono stato nei tempi, non l'ho usata. Non l'ho usata. Li hai superati ampiamente. La clessidra dura 3 minuti, hai parlato qualcosa in più, va bene. Qualcosa in più. Va bene, grazie a tutti, grazie Natalia. Grazie a tutti. E alla settimana prossima.